come si vede dalle immagini, ci trattiamo bene, ecco, quindi i lavoratori del pranzo, insomma, come dire, si trattano bene, che sono poi una sorta di club, possiamo ormai dirlo, a un mese praticamente dall'apertura straordinaria per i lavoratori, cosa che c'è sempre stata, magari non ce ne siamo accorti, anche se io lontanamente ogni tanto lo ricordo quando andavo a Milano, quindi poi trovavo per strada questi posti, dicevi, benissimo, qui ci sono parecchi camion, parecchie auto, ci fermiamo qui, sicuramente si mangia bene. E questo è un consiglio che poi, insomma, dire, date là, secondo me anche tante guide che ci segnalano appunto i ristoranti, ma in realtà la prima guida primordiale è quella, ecco, quindi perché ci sono persone che lavorano, che viaggiano. Il passaparola è sempre stato. Ecco, esatto, e quindi trattandosi di persone che effettivamente non possono mangiare a casa e quindi sono in viaggio, hanno anche il diritto, ecco, e quindi questo viene protetto, quindi c'è molto probabilmente, insomma, nel codice Ateco c'è quell'appunto che regola appunto questa cosa, che è un po' dovuta, nel senso che se sei in giro per lavoro è chiaro che ti fermi anche a fare una pausa, ecco perché poi ci sono queste aree di servizio dove sono anche distributori, eccetera, ci sono le docce per i camionisti e quindi ecco questi posti hanno questo diritto. Poi magari come dire, ci sono degli ottimi ristoranti, come è successo anche sulla E45, qui più o meno. Qui siamo a Cesena Nord, quindi l'incrocio fra l'E45 e l'autostrada. Non c'è proprio l'uscita qui, però la si vede passare e quindi diciamo siamo su questa insomma arteria. Siamo a 1,5 chilometri dall'uscita dell'autostrada. Esatto, quindi posizione strategica, in realtà il posto che si chiama Cappancot è assolutamente appartato, proprio qui siamo in un paradiso terrestre appunto della natura, siamo tra l'altro in un edificio, mi sembra di notare, storico. Casolare contadino, fine 700. Sì, però insomma, sono reduce dalla la cantena, l'antica cantena della Preda più alta, che è un edificio storico tutelato anche dalle belle arti. Diciamo che siamo lì, anzi qui è più ampio, ecco, come spazi. E quindi bene, quindi ecco queste vie, la E45, la E55 hanno queste appunto soste e tra l'altro avendo il passaggio, avendo i clienti, poi si mangia anche bene, questo io vorrei sottolinearlo. Quindi gira del nostro meglio, cucina classica romagnola. Ecco, quindi lei, come chiaramente molti dei suoi colleghi che abbiamo appunto visto, ecco perché chiaramente ho voluto fortemente incontrare il patron della Cappancot, che è Cristian Montevecchi. Ecco, quindi lei è proprio, lei è romagnolo, no, perché Montevecchi, anche la concessionaria della Pesò mi sembra faccia questo cognome, no, perché dall'accento prima mi sembrava che non fosse proprio DOC. Romagnolo pure. Ecco, perfetto, proprio del Cesenate, quindi siamo nel Cesenate, tanto per intenderci. E quindi bene, ci racconti un po' la storia quindi di questo posto, perché la scusa è quella della notizia, dello scoop. Si può venire a pranzo con l'azienda? Diciamo che qui si può venire a pranzo con un'azienda che deve essere convenzionata con noi, l'azienda deve elencare tutti i nomi dei dipendenti e così possono pranzare tranquillamente. Come prima, più di prima ti amerò, nel senso che anche prima si faceva questa cosa a pranzo. Anche prima cosa a pranzo, adesso questa è molto più ridotta perché logicamente... Certo, però insomma è una cosa che poi vi è tornata utile, perché prima la facevate a pranzo, poi la sera chiaramente è tutto un altro discorso, cambiano i prezzi, c'è più tempo per rimanere al ristorante, cambiano le cose, ecco, mentre qui chiaramente a pranzo si parla certe volte di 30 minuti, 40 minuti, un'ora. È un pranzo molto veloce. E quindi si parla, immagino, di primo e di secondo. Sì, un primo e secondo, 14,50 € con quello di bevande, quindi è una cosa molto veloce, una mezz'oretta. Esatto, sono questi due piatti e nel vostro caso mi sembra che ci sia anche la possibilità poi di scegliere alla carta, perché delivery e take away vanno avanti. Sì, noi abbiamo 4 primi e 4 secondi a scelta alla carta, certo. Anche perché i clienti sono sempre gli stessi, quindi certo. Questo per il menù proprio per appunto i lavoratori. Tutta fatta in casa, carne alla brace. Certo.
certo, certo. E c'è anche il giorno del pesce, o ci sono delle pietanze di pesce, visto che siamo vicini al mare? Solo di carne. Questo è Noi siamo ancora nell'entroterra, quindi dove c'è carne si mangia bene, anche anche vegetariano, ecco, anche vegetariano, tanto sì, per capirci, quindi si accontentano tutti. Fra le specialità cosa possiamo ricordare? Beh, specialità, comunque sia, abbiamo tutte le nostre verdure di stagione, che comunque sia sono quelle che stanno andando per la maggiore, certo. E poi, come dicevo prima, soprattutto carne alla brace e tutta pasta fatta in casa. Abbiamo la nostra sfoglina romagnola che tutti i giorni... Quella non manca. Quindi quello c'è avete una griglia, cosa avete? Abbiamo una griglia che poi dopo andremo a visitare. Certo, che è in bella mostra, nelle ampie sale, perché il locale è molto capiente. In sala, la griglia direttamente in sala. Quindi qui siamo nell'ambiente un po' più appartato, dove magari non arrivano gli odori, ma c'è chi gradisce, quindi chiaramente anche questa possibilità. Poi chiaramente uscendo da questa bella, lei diceva una casa normalissima, mi piacerebbe averla, insomma, c'è un bel parco. Sì, un bel parco di 2000 metri quadrati. Quando nasce la sua attività personale? Perché vedo che è giovane. Sì, io sono giovanissimo, appena una quarantina d'anni, tutto è nato 20 anni fa, quindi avevo 20 anni quando siamo partiti con la famiglia, con tutta questa struttura. Ho capito. Noi siamo agricoltori, quindi è nato tutto per gioco, e alla fine si è... Agricoltori qui della zona? Qui della zona, sì. Quindi è capitata questa occasione. È diventata, questa è la casa di famiglia. Questa è la vostra? Questa è la nostra. Ecco perché lei, come dire, dava poca importanza. È la casa dei miei genitori, dei miei nonni. Ecco, quindi lei è nato qui, Io sono nato ecco, questo è proprio, quindi complimenti signori Montevecchi. Bene, complimenti. Adesso invece dove vi siete dovuti trasferire? Ci siamo trasferiti, abbiamo trasformato la ristorazione, e tutto sta funzionando bene, abbiamo una quindicina di dipendenti, quando tutto ripartirà. Certo, quindi vedevo anche un pulmino fuori, quindi c'è anche attività appunto di catering. Perché facciamo gli acquisti noi direttamente. Questi servono? Sì, noi acquistiamo direttamente le verdure dagli agricoltori qui in zona, allevatori per la carne, quindi gli acquisti li seguiamo tutti personalmente, non ci siamo appoggiati alla grande distribuzione. Io coglierei l'occasione per vedere un po' cosa è successo in questo ultimo anno, perché è vero che un anno fa era tutto chiuso, erano chiuse anche le fabbriche, quindi anche le mense delle fabbriche immagino che fossero chiuse. Un po' più tranquilla, esatto, però la gente si può muovere lo stesso, un po' riusciamo a lavorare. Certo, però c'è stato un momento che molto probabilmente un momento recente, nel senso che poi c'è stata l'apertura, quindi i ristoranti hanno potuto aprire, quindi non c'è stato poi bisogno di aprire a pranzo per i lavoratori, si è riaperto, si è aperto per tutti. Normale. Dopodiché invece con queste zone gialle praticamente verso dicembre-gennaio, se non ricordo male, poco tempo fa, praticamente invece le cose sono cominciate a cambiare, e quindi magari si poteva già fare allora. Ecco, quello che io mi chiedo, questa cosa che praticamente si fa, siamo a Pasqua, praticamente si fa da un mese. Certo, da un mesetto. Da un mese, ma in realtà molto probabilmente chi aveva una clientela la poteva già da gennaio. Quindi dispiace essere, secondo me, arrivati un po' in ritardo, perché effettivamente a conoscere bene le regole, visto che molti si lamentano, ma in realtà insomma, la possibilità comunque di lavorare, mantenere almeno un certo tipo di clientela poteva appunto esserci. Vabbè, lo sapremo per un'altra volta, sperando che non capiti sperando più. Di tornare alla normalità. Ecco qua. Bene, parliamo del vostro quindi menù di Pasqua, visto che stanno preparando tutto per queste giornate. Il menù di Pasqua è molto semplice, perché siamo rimasti su una classica cucina romagnola, un antipasto con crostini, salumi, piadina, squacquerone, che segue la tradizione, una classica tagliatella ragù sempre romagnola, un passatellino in brodo, carne alla brace con verdure, costolette d'agnello fritte e un buon arrosto di vitello cotto a bassa temperatura. Questo va come asporto, e anche delivery, fatti anche delle consegne? No, solo asporto. Voi fate, quindi ecco, vengono qui gli interessati, quindi col brodo come la mettiamo, con i passatelli in brodo? Si riesce? Con i passatelli in brodo si riesce, un contenitore. Ecco, c'è un contenitore che permette chiaramente di mantenere. Ecco, quindi esce di qui chiaramente caldo. Ecco, quindi poi chiaramente bisogna come dire, recarsi immediatamente a casa, quindi insomma
una bella esperienza che va avanti, che prosegue. E altri progetti per l'estate a questo punto? Speriamo di tornare alla normalità, abbiamo tantissimo spazio all'esterno e quindi punteremo la nostra cucina direttamente qui da noi all'esterno, e con delle belle serate. Le serate sono sempre con la cucina? Sempre con la cucina. A base di cucina, non è che... Abbiamo anche diversi matrimoni nella speranza che si potranno fare. Ecco. Però non è che ci sono degli intrattenimenti musicali, cose di questo tipo, tutto è basato sulla piacevolezza della casa, tra l'altro la vera casa appunto della famiglia Montevecchi, e quindi tutti alla Can de Pancot, sia ora purtroppo con queste restrizioni, ma anche dopo, chiaramente, pranzo e cena. Pranzo e cena. Oh.